Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Zona rossa è e zona rossa sarà. La Slovenia chiuderà da lunedì prossimo i confini con l'Italia, vale a dire con il Friuli Venezia Giulia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel paese entro 12 ore per raggiungere altre destinazioni. Lo riportano i media locali rifacendosi a una decisione del governo di Lubiana presa nella tarda serata di ieri in seguito all'aggravarsi dell'epidemia da Covid-19. Non si escludono controlli sanitari ai valichi di frontiera. Sarebbero esclusi dalla disposizione i lavoratori comunque transfrontalieri. Il Friuli Venezia Giulia è considerata dalle autorità slovene una fra le 14 regioni italiane zona rossa. Chiaramente, come abbiamo già riferito, non si potrà da lunedì fare pieno o compere oltre confine, ma solo il transito lungo il territorio sloveno per raggiungere altri stati in direzione est o viceversa in direzione ovest entro e non oltre le 12 ore. Tampone al seguito, chiaramente se negativo, se positivo evitare il passaggio oltre frontiera. Nella mattinata del 22 ottobre scorso a Monfalcone, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un'autovettura con targa polacca su cui viaggiavano due persone prive delle cinture di sicurezza. Gli agenti della Polstrada del distaccamento di Monfalcone, oltre a redigere i relativi verbali e a disporre il fermo amministrativo del veicolo, hanno accertato che a carico di uno dei due pendeva un mandato d'arresto europeo, inserito dall'autorità giudiziaria della Germania, poiché lo stesso risultava essere autore di reati contro la persona al fine di commettere furti. Al termine di tutte le attività, il polacco, 42enne, alla guida del veicolo, è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il passeggero, anch'esso polacco di 41 anni, è stato denunciato per detenzione ingiustificata di una bomboletta spray contenente sostanza urticante illegalmente importata e rinvenuta nel corso della perquisizione. Una coppia è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso di un blitz avvenuto in Viale Trieste da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Udine. Si tratta di una 27enne italiana di Udine e di un 33enne di origini pakistane e conviventi. Nella loro disponibilità, durante il controllo avvenuto in strada, sono stati rinvenuti circa 3 grammi di eroina e 2 di cocaina, mentre ulteriori 104 grammi di eroina in sasso e un bilancino di precisione sono stati trovati nel corso di una successiva perquisizione domiciliare. Se veduta in dosi e quindi tagliata, il valore al dettaglio dell'eroina sequestrata sarebbe stata di circa 10.000 euro. Lo scorso 23 ottobre a Gorizia, nei pressi del valico di Sant'Andrea, la Polizia di Stato ha fermato per un controllo un furgone con targa moldava. Gli agenti hanno notato all'interno del vano passeggeri la presenza di 2 gatti che circolavano liberamente nell'abitacolo, oltre a 3 trasportini contenenti un gatto e 2 cuccioli di cane. Il conducente, si tratta di un moldavo di 30 anni, oltre ad effettuare il trasporto di cuccioli in condizioni igienico-sanitarie precarie e di mancanza di areazione, ha esibito passaporti e certificati veterinari internazionali non validi e comunque di presunta non genuità, da cui si evinceva un'età degli animali totalmente in contrasto
contrasto con l'evidenza. È stato peraltro chiesto l'intervento del personale veterinario della locale ASL, che una volta giunto sul posto ne accertava l'età di circa 6-7 settimane e verificava la mancanza della documentazione sanitaria. I cuccioli, 3 gattini di razza siberiana e 2 cagnolini di bulldog francese, sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa che l'autorità sanitaria possa verificare le condizioni di salute. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per l'introduzione di animali da compagnia nel territorio nazionale, privi di idonea documentazione e per maltrattamenti di animale. Dopo le contestazioni di diverse violazioni del codice della strada, è stato accompagnato dagli agenti della frontiera con l'invito a non rientrare sul territorio nazionale senza giustificato motivo, pena la sanzione amministrativa prevista dalla normativa anti-Covid. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.